sto anche abbastanza bene, penso che sia normalissimo per chiunque accada queste cose di avere dentro di me una paura di affrontare anche la mia abitazione adesso. È ancora tanto il senso di paura e angoscia che attanaglia Claudio Vettorazzo, l'imprenditore 62enne, vittima di una violenta rapina nella sua abitazione di via Papa Giovanni XXIII, a 2 passi dal centro di Cassola. Vettorazzo era rientrato dal suo capannone di carpenteria metallica accanto alla casa dove vive, quando, dopo aver aperto le finestre delle camere, scendendo nell'interrato per gettare le immondizie, si è trovato davanti un individuo con il volto coperto da un passamontagna armato di cacciavite che l'ha minacciato. Il 62enne non ci ha pensato 2 volte, gli si è avventato contro per difendersi proprio quando è apparso il secondo soggetto e nella colluttazione ha rimediato 2 tagli profondi alla testa. Vedere delle persone che entrano in casa senza motivo, senza niente, trovartelo davanti, una situazione me lo so trovato io su un giroscale dove ero come in gabbia, l'ho affrontato subito senza pensare a cosa o come. Lei ha rischiato grosso, infatti. Lo so, mi sono reso conto quando la seconda mi ha detto ti uccido e là ho solo pensato di scappare. Lei è riuscito anche a togliere il passamontagna a uno di loro. Lo riconoscerebbe? No, fatica perché in quell'istante mi ha buttato a terra dopo. Una volta in strada, Vettorazzo sanguinante, si vedono ancora le macchie, ha gridato chiedendo aiuto, ha provato a fermare una Volvo grigia che stava passando senza rendersi conto che era proprio l'auto della banda, guidata da un terzo complice. I rapinatori sono saliti e si sono diretti verso est. È emerso che nella stessa sera i malviventi avevano preso di mira altre abitazioni della zona. Ora i carabinieri stanno svolgendo le indagini, hanno già appurato che la targa della Volvo appartiene a un altro veicolo rubato in precedenza. E se si chiede a Claudio Vettorazzo se lo rifarebbe, lui risponde: non so se lo rifarei sì o no, penso di sì, però sai che metti a rischio la tua vita.